Allora Matteo Zennaro, sei di ritorno dall'Ohio. Cosa sei andato a fare in Ohio? Era un po' che mi frullava in testa questa voglia di provare ad andare fuori, di vedere che cos'è la scherma fuori dall'Italia. Mi è arrivata questa opportunità di andare E insegni là, insegni agli americani a diventare dei campioni di scherma. io vado a perfezionare, cercare di perfezionare quella parte magari tecnica che loro hanno un po' meno. Vivi in che città vivi? A Columbus. Per noi è una città gigantesca, per loro è piccola, fa 1 milione di abitanti circa, solo che strade a 6 corsie da una parte e 6 dall'altra, particolare. La cosa che mi ha colpito di più sono stati i meno 25 gradi che ho trovato il 3 gennaio quando sono arrivato. E la palestra è bellissima. La palestra è stupenda, abbiamo 20 pedane, tutte con moviola, sala pesi che... C'è roba impensabile qua. Sì, no, hanno delle facilities, le chiamano loro, quindi proprio delle strutture che sono allucinanti. Milito, sono rimasto colpito dall'importanza che gli americani danno allo sport. Loro tutti i bambini, non c'è un bambino che non fa sport, non c'è un bambino. Lo fanno perché lo sport è la via per arrivare poi all'università, perché per loro l'università è molto costosa, non è come da noi. Se sei bravo nello sport. Se sei bravo nello sport ottieni una borsa di studio, la scherma chiaramente è uno sport relativamente giovane negli Stati Uniti, quindi la concorrenza è minore e quindi per le famiglie è un investimento vero e proprio mandare i bambini a fare scherma. Ogni tanto torni in Italia, sì, tra sì. Mestre e Padova ti dividi un po'. Sì, ho la famiglia qui a Padova, il mio ex coach di pesi Paolo Tassetto che anzi saluto. Ciao a tutti. Ciao, buongiorno Mattina.